Eccoci insieme cari telespettatori, allora adesso vi presento i nostri ospiti, poi andiamo ai temi un po' che svilupperemo e riusciremo a sviluppare insieme questa serata. Allora, ben arrivato Giacomo Cusumano, candidato capolista Movimento 5 Stelle Padova, grazie di essere qui con noi. Salve a tutti. Maurizio Meridi, candidato sindaco Casa Pound, Padova. Buonasera. Alex Cioni, niente candidato del comitato Prima Noi, Buonasera. grazie, della zona di Vicenza. Diego Bonavina, avvocato, lista Giordani sindaco, candidato consigliere comunale, grazie. Buonasera. Sergio Frigo, lista Lorenzoni sindaco, sempre città di Padova, grazie. Buonasera, anche a lei. Grazie. Maria Cecilia Vanzan, delegata di lista, la Padova Libera, buonasera. Grazie anche a lei, e Maurizio Conte, consigliere regionale, non candidato, tranquillo questa volta per fare, grazie. Allora, come vi accennavo prima, il tema è abbastanza urgente. Abbiamo da un lato migrazioni che continuano, arrivi anche nella regione Veneto, sottolineati dal Presidente della regione, arrivi in modo anche importante e numeri che fanno insomma così un po' riflettere. A Verona un nuovo piano da 3.200 migranti, a Vicenza 100 nuovi arrivi, record di 2.350 unità, Bagnoli e Conavi sappiamo che sono ancora degli irrisolti. E poi abbiamo tutto il discorso di questa grande inchiesta, questi sospetti che sembrano diventare purtroppo realtà relativamente alla gestione malavitosa di questi flussi naturalmente. Da un lato le navi con queste ONG che si stanno muovendo in territori internazionali o comunque neutrali tra virgolette, dall'altro invece in casa nostra le cosiddette cooperative o comunque associazioni che dovrebbero essere anche in parte no profit ma che invece profit ne fanno molto, colluse con la mafia, 'ndrangheta o quel che può essere. Insomma, inchieste che sono tuttora aperte, la procura se ne sta interessando, però certo non fanno ben pensare, anzi è tutt'altro. E in tutto questo si innesca la situazione di paura, di insicurezza nei cittadini, avvalorata anche da notizie, da fatti di cronaca. Per esempio, prendiamo i giornali, io qua ne ho tanti di ritagli di giornali, ma hanno preso questi, odierno, da profughi a corrieri della droga, 2 richiedenti asilo nigeriani bloccati dalla polizia al termine dei pullman con 7 kg di marijuana, blitz in stazione a Padova. Rifugiati a cui era stata respinta la domanda e che aspettano la decisione sul loro ricorso, però intanto questi erano i pusher della droga e non sono gli unici, perché un po' ovunque succede questo. E poi abbiamo gli attentati, abbiamo visto il recentissimo attentato purtroppo di ieri notte, insomma sempre con persone che arrivano in qualche modo nel nostro territorio, che sono già parte integrante, ne abbiamo tantissimi. E allora vediamo il nostro primo servizio per farci trasalire e ricordare però cosa è successo e di che cosa si tratta a Isola Capo Rizzuto. Parliamo di situazioni distanti da noi, così possiamo valutarle o farle valutare i nostri ospiti con maggior distacco. Vediamolo insieme. Al centro richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto i migranti non erano tutti uguali, c'erano i più fortunati che riuscivano a mangiare e gli altri, tutti gli altri, che aspettavano anche un'intera giornata prima di ottenere un pasto e neanche degno di questo nome. Le mani delle cosche calabresi erano arrivate pure lì. Questa gestione ha portato uno spaccato certe volte anche raccapricciante. Su 1000 rifugiati potevano mangiare 500, potevano mangiare 4,50, cioè il cibo non bastava per tutti e spesso era un cibo che solitamente si dà ai maiali. Non c'erano solo le estorsioni, il gioco d'azzardo, i milioni di euro che arrivavano con scommesse online grazie ad una società maltese. Il business dell'accoglienza era l'affare più lucroso per la Cosca Arena. Il centro di accoglienza e la misericordia erano il bancomat della mafia. In 68 sono finiti in carcere grazie alla vasta operazione dei carabinieri del ROS, della polizia e della finanza. Non era solo Crotone cosa loro, ma l'intera Costa Ionica, una spregiudicatezza, scrivono i magistrati, che non era solo degli uomini del clan. In manette anche Leonardo Sacco, giovane manager della misericordia locale. Grazie a lui, dice l'accusa, la Cosca Arena si aggiudicava gli appalti per la gestione dei servizi al CARA di Isola Capo Rizzuto e di Lampedusa. Ci ha detto, mi dice a tutti i famiglie, a uno di ogni cosa, che voglio parlare con tutti.
Parlare con tutti è l'affiliato che riferisce l'interesse di Sacco ad incontrare le famiglie di 'ndrangheta per decidere le somme da versare nella bacinella del clan Arena. Gli affari illeciti rappacificano clan che per anni si sono fatti la guerra. Al centro, come un regista, Don Edoardo Scordio. Nelle sue tasche finiva il denaro pubblico destinato all'assistenza spirituale dei migranti. La sua voracità era diventata eccessiva persino per gli uomini del clan. L'imprenditore e il parroco insieme per fare dell'accoglienza dei migranti un business al servizio delle Endrine. È così che per anni Leonardo Sacco, presidente della Misericordia di Isola Caporizzuto, e Don Edoardo Scordio hanno gestito, secondo l'antimafia di Catanzaro, il centro di accoglienza più grande d'Europa. Eccolo, 1216 posti, trasformato, scrive il giudice, nelle oltre 2000 pagine dell'ordinanza con cui ha disposto anche il loro arresto nel grande bancomat della Cosca Arena. Opera svolta dalla parrocchia e dalla Misericordia nel territorio di Isola Caporizzuto, con particolare riferimento alle iniziative che hanno portato a lottare continuamente contro l''ndrangheta. Parlava di lotta contro le cosche Leonardo Sacco, ma secondo i magistrati sarebbe stato lui il colletto bianco che le favoriva proprio attraverso la Misericordia, che garantiva agli Arena moltissimi posti di lavoro, rivelano i collaboratori di giustizia. Quei 400.000 euro dove li hai messi? A Leonardo Sacco e al prete, glieli ho presi liquidi e glieli ho dati a loro. Al centro sempre loro, l'imprenditore che amava farsi fotografare con i potenti e i politici di destra e di sinistra, e il parroco che parlava così del centro di accoglienza. Tutto questo impiego è finalizzato come servizio alle persone. Più che alle persone, il servizio era per l'Andrina. Degli oltre 100 milioni di euro ricevuti per la gestione del CARA, almeno 36 sarebbero stati usati per tutt'altro. Denaro dello Stato e dell'Europa che veniva prelevato dal conto della Misericordia, dice l'inchiesta, per prendere la via della Svizzera e il sospetto, dove viveva il fratello del sacerdote. Don Edoardo, ricostruiscono gli inquirenti, aveva saputo da alcuni carabinieri infedeli dell'esistenza di un'inchiesta che lo vedeva coinvolto. Pare avesse preteso alcune registrazioni per farle ascoltare ai collaboratori che parlavano male di lui. Siccome la comunicazione è molto importante, ci sono persone, dopo magari nel corso della trasmissione ve lo faremo sentire, che non ci credono a questo, dicono non è assolutamente vero. E anche qui in Veneto non credono che sia possibile che un parroco gestisse questo. Perché? Perché la comunicazione a volte è fuorviante. E vediamo infatti lo spot, tra virgolette, pubblicitario che faceva questa associazione, insomma, che divulgava. Abbiamo accolto oltre 4.000 migranti, provenienti da 41 paesi diversi, distribuendo oltre 1.300.000 pasti caldi. Con il Banco Alimentare abbiamo dato sostegno a 250 famiglie, distribuendo oltre 2.500 pacchi spesa e 3.200 capi di vestiario. Siamo consapevoli che la fede va professata pubblicamente attraverso le opere, perché la fede senza le opere è morta. I nostri mezzi hanno percorso oltre 1.400.000 chilometri su strade nazionali e internazionali. 3.000 sono stati gli interventi di pronto soccorso sanitario. Queste nostre opere ubbidiscono esclusivamente a quanto Gesù ci indica. Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica ha costruito la sua casa sulla roccia. Per questo le misericordie esistono da 8 secoli. Da ottobre ad oggi più di 600 pazienti sono stati visitati nei nostri ambulatori. 350 alunni frequentano le nostre scuole, 937 sono i nostri volontari che tutti i giorni si spendono per il nostro territorio. Abbiamo realizzato uno dei più grandi e completi impianti sportivi del territorio, 20.000 metri quadri dedicati a tutte le giovani generazioni. 420 collaboratori, 5 milioni di euro in retribuzioni. Abbiamo versato oltre 1.100.000 euro tra imposte e contributi. Abbiamo fatto tutto questo solo nel 2014. Ma rimaniamo comunque servi inutili. Vabbè, non ridiamo perché viene da piangere, insomma. Cominciamo con lei, avvocato Bonavina. Una questione alquanto complessa, ma vista nell'insieme, perché poi non si può entrare nel dettaglio, ci sarà la magistratura che indagherà, è un po' questa domanda, dopo la giro a tutti quanti voi. È raccapricciante perché crea un'immagine assolutamente fuorviante di tutto e fa capire che probabilmente dietro a tante gestioni, anche locali, e già si è scoperto abbastanza, chissà che cosa c'è. Cioè, quindi c'è un interesse a far sì che questi continuino ad arrivare. Beh, cosa ne pensa lei? Assolutamente sì, nel senso che purtroppo questo è chiaramente un problema sovranazionale che
in cui Padova in qualche modo è un terminale finale proprio di questo percorso. È chiaro che dal servizio che abbiamo visto il problema esiste, ma d'altra parte se uno non ha il prosciutto sugli occhi lo sa da un po' di tempo, perché i giornali ne parlano, le televisioni ne hanno parlato a lungo. Chiaramente dove c'è, lo sappiamo, dove c'è denaro, dove ci può essere un principio di business, lì in quel settore si possono inserire le mafie. L'abbiamo visto negli anni passati, l'abbiamo visto a qualsiasi livello, iniziando dagli stupefacenti, continuando con le armi, con la prostituzione, e questo dell'immigrazione è chiaramente un business che in questo momento evidentemente sta prendendo piede. È chiaro che questo è una problematica importantissima non solo per Padova ma per tutta l'Italia e direi per tutta l'Europa, perché tante volte Padova è un punto di passaggio per altre destinazioni. Bisogna cercare di intervenire alla radice, bisogna cercare di organizzarsi, di avere uno Stato forte che possa dialogare con l'Europa per far sì che questi fenomeni di immigrazione possano essere bloccati sul nascere. È chiaro che è utopia, lo vediamo tutti i giorni. L'Europa ci dice stop, perché probabilmente capisce che dietro c'è qualche cosa di grosso e quindi dice tenetevela lì, non hanno interessi come magari da noi nascono e proliferano, no? Ma non è un buon motivo per fare un'Europa unita, perché nel momento stesso in cui l'Europa si comporta in questo modo, lasciando sostanzialmente all'Italia l'obbligo di risolvere queste questioni, è chiaro che diventa un problema irrisolvibile, perché l'Italia da sola non ha nemmeno le risorse per poter risolvere queste problematiche. Io credo, e lo ribadisco, il problema deve essere cercato e risolto unitariamente. A livello unitario, dopo andremo un po' più nello specifico. Sergio Frigo, lei come la vede? Allora, innanzitutto secondo me lì c'è una questione di controllo del territorio che viene elusa da decenni, da sempre. Per cui non è che questo fenomeno di infiltrazione mafiosa si sia verificato negli ultimi mesi, sta andando avanti da anni, e lì c'è un problema di controlli precedenti. Quindi lei localizza la cosa a quel fatto lì? No, perché ovviamente abbiamo Mafia Capitale che ha più o meno le stesse dinamiche. Se andiamo a vedere anche nel nostro le cooperative territorio, anche qui che hanno combinato. Anche nel nostro territorio effettivamente magari non si parla di infiltrazioni di criminalità organizzata, però la gestione raffazzonata, utilitaristica in maniera deteriore di queste strutture c'è anche da noi. Un collega del Corriere del Veneto si è intrufolato in una di queste e ha scoperto, ha portato a galla cose molto negative anche da noi, che sono estremamente negative non solo per gli ospiti che sono deprivati del loro pasto quotidiano, ma sono estremamente negative anche per i ragazzi che ci lavorano, perché vengono pagati 3-4 euro all'ora e fanno orari pesantissimi con situazioni molto spesso abbastanza pericolose. Quindi diciamo che soprattutto poi nel caso di situazioni di strutture chiamiamole così assistenziali come la Misericordia in questo caso, ma anche in altri casi, soprattutto chi fa spot come quello che abbiamo visto dovrebbe essere più specchiato di tutti gli altri, per cui la richiesta da parte di chi ha rispetto a questa situazione un occhio, come dire, quello che viene definito buonista, ha più di altri il dovere di richiedere controlli più serrati e più approfonditi sul come vengono davvero effettuate come viene effettuata l'accoglienza. Dopodiché va anche detto che l'infiltrazione della criminalità organizzata non c'è soltanto nei centri degli immigrati, c'è negli ospedali, c'è nelle case di riposo, eccetera. Però questo è l'ennesimo business. Non per questo si chiudono le case di riposo, ecco, voglio dire. Quindi gestire meglio, controlli più approfonditi, severità assoluta. Però comunque la situazione non è che possiamo girare la testa dall'altra parte e fare finta che questa situazione non ci sia. Assolutamente. Anche a lei, sottolineando il fatto che appunto io non per caso ho fatto vedere lo spot pubblicitario che poi trovate sul web e visibile da tutti, dal fatto grave. Perché? Perché le persone molte volte, tutti quanti noi siamo fuorviati da un'immagine che ci viene venduta, no? E poi
ci vogliamo ancorare a quell'immagine, dietro magari emerge qualcosa di impensabile, però non lo si vuole credere, soprattutto quando fa capo a certe entità insomma, che dovrebbero essere come super partes. Certo, noi abbiamo fatto la Padova Libera, è una lista civica, mi presento, rappresento tutta la delegazione, una lista civica che all'interno contiene numerosi candidati, 32 che fanno parte del Non mi parli però della lista, deve tenersi al tema, perché sennò ognuno dopo deve fare lo stesso. No, le dicevo perché in questa lista abbiamo dei componenti di associazioni di volontariato che ci hanno spiegato come funzionano queste associazioni. Allora, ci deve essere un controllo maggiore rispetto a quello che c'è adesso, sia da parte degli enti pubblici, cioè gli enti pubblici, partiamo dalla Regione, deve avere un controllo totale su queste associazioni, le cui devono essere controllati da registri che fanno capo per una tutela legale, per una tutela amministrativa, che abbia un controllo su tutta la parte economica, perché adesso non si può fare di tutto un erba un fascio, perché nel mondo della per carità, assolutamente, abbiamo dei casi eclatanti però. Allora, questi casi eclatanti vanno controllati innanzitutto da commissioni, bisogna snellire le commissioni, i tempi di velocità delle commissioni che devono controllare se questi profughi sono veramente profughi o vengono qua per delinquere. Il problema, io lo dico, lo fermo subito, cerchiamo un po' di quadrare intanto la situazione, certo. Perché io l'ho letto prima un articolo di giornale proprio per portarvi al tema, se anche questi sono profughi, sì, possono delinquere. Cioè queste due persone, sì, ce ne sono esempi, domando centinaia. Però anche gli italiani che sono dietro a queste cooperative hanno meno colpa di questi profughi? No, infatti dico, c'è tutto un sistema. Io credo che la colpa degli italiani che gestiscono questo tipo di cooperative abbiano ancora maggior colpa rispetto ai profughi che ci sono, perché la legalità parte dal paese che ospita. Quindi è inutile che noi ci meravigliamo di certi comportamenti quando gli stessi, i peggiori maestri sono quelli che organizzano queste cooperative, perché se questi ragazzi, queste persone vengono, non so, penso anche a Padova, quando sono arrivati a Padova, ammassati 500 persone alla caserma Prandina, cioè è chiaro che con un caldo, penso che fossero 38 gradi, è chiaro che è una situazione invivibile e che porta a dei disordini sociali. Quindi deve essere tutelato un decoro della persona, una dignità soprattutto da chi ospita. Quindi queste cooperative devono essere gestite da personale super controllato, innanzitutto dalla Regione. Quindi controlli, questo è puntato sui controlli. È fondamentale. Regione. Allora, lei Conte come la vede? Innanzitutto il problema è legato allo stato di riconoscimento. Noi non possiamo pensare appunto di avere persone che non sono ancora state identificate sotto l'aspetto se clandestini, se appunto possono essere riconosciuti come rifugiati politici, se hanno quei requisiti appunto per essere in qualche maniera accettati. E questa è la prima questione. Noi non possiamo avere nell'ambito dei centri appunto di raccolta persone che non sono controllati, perché alla fine sono liberi, sono appunto centri che non limitano la libertà soprattutto di uscire, di non ritornare più, il problema è anche questo, di sparire nell'ambito della gestione. Quindi l'altro aspetto è che secondo me l'accoglienza diffusa è un elemento di forte conflittualità sociale. Quindi lei dice l'accoglienza diffusa che viene propugnata da molti non la vedete? Finché non ho il riconoscimento non posso appunto permettere che chiunque arrivi alla fine sia libero di andare ovunque, perché alla fine è questo l'impatto sociale che vede soprattutto i cittadini di fronte all'impossibilità di avere una certezza, di avere una tranquillità, soprattutto dove vengono concentrati. Allora è su questo che serve veramente a livello internazionale cambiare completamente l'approccio. Non possiamo essere qui in Italia quelli che ricevono, quelli che appunto accolgono, senza alcuna prospettiva, perché poi non riusciamo nemmeno coloro che non hanno i requisiti a mandarli a casa, perché è questo l'aspetto poi di impatto sociale. Cosa fanno? Gli diamo una cartina, entro 15 giorni devi appunto tornare nel tuo paese e addirittura in molti casi sappiamo quali situazioni hanno nei loro paesi e questo è dovuto a una mancanza di una politica internazionale che abbia messo sicuramente freno a quelle che sono situazioni
ingestibili, soprattutto nel Nord Africa. Questo è un aspetto di responsabilità politica che ha sicuramente anche in questo caso purtroppo l'Europa, che ha visto qualche nazione nazionalista, i francesi per primo, agire in maniera incondizionata senza alcun preavviso. Abbiamo visto in Libia, quando hanno fatto fuori Gheddafi, che al di là di tutto manteneva un certo sistema di controllo. E questo purtroppo è la mancanza a livello di Nazioni Unite, di ONU, di Europa, nella incapacità appunto di prevenire quello che è un flusso che si vede è inarrestabile. Inarrestabile, sì, con tutte le conseguenze che comporta. Cusumano, come le interpretate voi questo? Con tutte le degenerazioni, perché se fossimo un paese alla radice onesto, forse riusciremo anche a gestire meglio queste cose. E invece perché purtroppo ci sono queste commistioni gravissime, non sappiamo fin dove arrivano, perché poi forse chissà mai cosa si scoprirà dietro. Guardi, purtroppo gli onesti tante volte sono un popolo silenzioso che non si sente. Ci sono tante persone che lavorano nell'ambito delle cooperative che sono delle persone fantastiche e mi dispiace che il loro lavoro venga rovinato da appunto altrettante cooperative che purtroppo si comportano in un modo estremamente negativo. La più grande difficoltà che ho e che ha il Movimento 5 Stelle è proprio nel capire come mai 180.000 immigrati sono arrivati in Italia nel 2016, mentre in Spagna ne sono arrivati per esempio 8.000. Come mai vengono tutti portati da noi? Ce li andiamo a prendere, nessun problema, stanno morendo in mare, però nessuno viene portato nel porto di Malta o di Tunisi per esempio, vengono tutti portati qua. Allora il business, lo chiamo business volgarmente, anche se dovrebbe essere assistenza a queste persone che arrivano in Italia, si aggira attorno ai 5 miliardi l'anno per tutto il territorio nazionale. Quindi ovviamente dove non arriva la giurisdizione arriva la malavita che si infila come l'acqua tra le crepe, diciamo. E quindi riesce a trarre profitto perché ogni immigrato in Italia ha circa 1.080 euro al mese, grosso modo. E quindi è chiaramente un business. Rende più della droga, insomma, lo sappiamo tutti. Diciamo ormai, che al giorno d'oggi rende di più della droga rifiuti e immigrazione. Quello che è fondamentale sicuramente è innanzitutto capire in Europa che anche loro si prendono una quota di questi immigrati come punto centrale. Come punto secondo ci deve essere anche però da parte del nostro Stato un'identificazione certa, perché in Veneto abbiamo dei numeri abbastanza allarmanti per me, nel senso che sono entrati all'incirca 1.300. Quindi anche lei tocca questo aspetto della necessità di identificare. È fondamentale, però abbiamo delle carenze proprio da un punto di vista della sicurezza, da un punto di vista delle forze dell'arma, e in Veneto ne sono arrivati circa 1.300 e di 300 quasi si sono perse le tracce. E questo è pericoloso perché vuol dire che abbiamo dei soggetti che girano in Italia, in Europa, in Veneto, non lo so dove sono finite queste persone, che non sono state identificate, che si stanno muovendo liberamente per il nostro territorio. Allora le forze dell'ordine, se fossero adeguamente assistite dallo Stato, magari potrebbero far fronte, però adesso è anche difficile, non siamo riusciti a trovare Igor. Esatto, infatti, vabbè. Resta un po'. Esatto, dopo parliamo anche della diciamo. questione sicurezza, che è purtroppo anche quella dei risvolti. Anche lei punta quindi l'accento su questo aspetto qui. Meridi. Certo. Ma sul caso specifico io butterei via le chiavi della cella del prete, dell'imprenditore e di chi ci sta dietro. Tanto per dare un esempio. Guardi, dopo le faccio vedere un altro video che proprio non serve, secondo me non serve a niente, ma dopo. Esatto. Ah sì, eventualmente, giusto, hai ragione, scusa. Se si riesce. Sì, perché poi alla fine se la cavano sempre bene e non restituiscono manco i soldi, per cui fanno una settimana di clamore, forse già da domani dopodomani non se ne parlerà più, la cosa va un po' in silenzio, questi tengono i soldi e sono a posto. Il problema è un altro. Allora, mi fa ridere sinceramente l'idea che non è possibile bloccare questi flussi. Non è vero, perché a Taormina stanno facendo il G7 e non sbarca più nessuno. Hanno mandato un fax. A Taranto, se vanno a Taranto. Sì, ma molto meno, sono più scomodi, però no, come hanno fatto? Non hanno mica messo le navi militari. Hanno mandato un fax dall'altra parte, quelli che erano d'accordo con le navi delle organizzazioni non governative che gli dà il passaggio, hanno detto guardate, questi 3-4 giorni non mandateci nessuno perché non possiamo scendere in Sicilia. Ecco, quindi volendo, anche con sistemi così, il flusso si può bloccare o quantomeno farne arrivare molto meno.
meno. Poi che l'Europa se ne approfitti di noi, questo è chiaro, è evidente. Cioè, l'Europa non è formata da persone a cui interessa l'Italia, l'Europa è formata da banchieri, da congregazioni che hanno interesse che la Grecia sparisca, l'Italia fra un po' sparisca, poi toccherà alla Spagna, cioè che resti solo la Germania, la Francia, una bella Europa formata solo da Germania, Francia. Quindi lei dice comunque ci lasciano, ci arrangiamo noi, sanno come potremo arrangiarci purché non... Sanno che non possiamo arrangiarci, ormai non possiamo più arrangiarci, non voglio lanciare un messaggio allarmante, però veramente pensare di bloccare questa invasione, no, l'ho detto, ce l'avevo qua e ho dovuto dirla, questa invasione, bloccare questa invasione, schierando niente, andandoli a prendere, ma neanche quando sono in difficoltà, li andiamo a prendere sulle coste, e anche questo è il risultato ufficialmente dai giornali, ci sono le telefonate ricevute fra le navi di soccorso e i mercanti di uomini, i mercanti di schiavi, che dicono stiamo partendo adesso con 3.000, ok, arriviamo a prendervi, e li vanno a prendere sotto costa. Un'altra cosa, e ne parleremo approfonditamente più avanti, presumo, loro arrivano qua, ma arrivano qua da disperati e in più incrementano il mercato della schiavitù che si sta creando qua, perché adesso questi disperati vanno a lavorare con dei prezzi decisamente inferiori, a quello che pagavano a noi italiani, per cui disoccupazione italiana in aumento, problemi, oltre che per la sicurezza, problemi di salute, vogliamo nominare certe malattie che erano state debellate in Italia, la tubercolosi è tornata, la sifilide va via come il pane, cioè ecco, quindi questo è un altro capitolo. Stanno creando un problemino, insomma. Poi affronteremo anche la questione del mercato del lavoro. Cioni. Non per spezzare una lancia a favore dell'Unione Europea, però vorrei ricordare che dal 2011 in poi, da quando è iniziato questo problema, le Commissioni europee in varie occasioni ci hanno detto cosa state facendo, state sbagliando. Cioè, è stata una scelta del governo Letta, precedente prima, poi dei governi successivi nel mettere in campo Mare Nostrum e poi tutte le altre operazioni che sono state messe in piedi. In questo caso l'Unione Europea c'entra veramente poco, ha poca responsabilità e viva Dio che ci sono nazioni europee che hanno fatto marcia indietro e che stanno costruendo delle forme di opposizione a questo fenomeno, perché se no altrimenti ci troviamo con altre nazioni che come l'Italia alimentano il fenomeno e che continuerebbe ad aumentare senza nessun freno. Oggi è chiaro che l'Unione Europea deve fare qualcosa, ma deve fare qualcosa per aiutare l'Italia a controllare i confini esterni. Quindi occorre comunque un supporto da parte dell'Europa. In realtà adesso siccome non c'è un governo in Italia che vuole, che ha deciso di bloccare i flussi a monte, non è in grado di farlo, non vuole farlo perché non c'è la volontà politica per farlo, chiaramente anche da parte delle autorità europee, non è che possono venire nel Mar Mediterraneo a fare quello che noi non vogliamo venga fatto, primo. Secondo, la criminalità sì, ma voglio dire, mi sorprendo che ci si stupisca che ci sia qualcuno che utilizzi questo fenomeno alla quale gira attorno, come sappiamo, miliardi di euro, quando, voglio dire, il fenomeno stesso parte attraverso organizzazioni criminali, perché la mafia nigeriana, per esempio, una delle mafie più potenti al mondo, è quella che sta da anni organizzando, prelevando nelle città nigeriane. Ecco, quindi lei ha toccato questo tema. A monte c'è la criminalità che si allea con un fenomeno criminoso nazionale, evidentemente. Io infatti lancio questa provocazione un po' a voi, adesso riprendiamo subito dopo la pubblicità. Quanto secondo voi parte dall'illecito? Quindi ribaltiamo il discorso, un po' prendendo spunto quanto alcuni dicono, cioè veramente c'è dietro una cospirazione illecita molto grande, come nascevano anche come nascono le mafie, e poi segue, e quanto invece trae vantaggio e quindi è più arginabile, perché se tutto nasce da una grande organizzazione malavitosa che gestisce un fenomeno e si allea con altre mafie locali, è ingovernabile. Se poi ci sono dei gangli nello Stato possiamo immaginare, e l'Europa se ne vuole tenere ben lontana e se ne terrà sempre lontana. Se viceversa è un fenomeno tipico italiano, come può succedere, è successo in passato, forse può essere governato. Ve lo lancio lì, questa è una provocazione, parecchi di voi telespettatori al riguardo ci hanno scritto di far fare dei ragionamenti ai nostri ospiti, noi li faremo fare subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi.